Adesso, prima di avviare un dibattito che c'è per domande, però volevo dare la parola a Paolo Perenzin, che è già sindaco di Feltre e consigliere comunale, che sta coordinando molto bene il nostro gruppo. Per cui ecco, volevo fare appunto adesso un piccolo passaggio proprio per anche presentare la nostra lista. Per cui do la parola a Paolo. Grazie Paolo. Così. Ecco, dopo dai tu la... Bene, buonasera a tutti. Ci scambiamo il microfono, vedete questa cosa è un gesto un po' particolare, non siamo abituati, ma siccome dalla voce dei cittadini, dei comitati e poi dei partiti che la riprendono e la portano avanti si riescono alle volte a cambiare le cose, avere la possibilità di utilizzare questi mezzi aiuta, perché oggi siamo qui in molti e vi ringrazio per essere presenti, ma se riusciamo a fare dei piccoli estratti di quello che ci hanno detti e farli girare attraverso i social, aumenta la potenza e la voce gira e corre. Quindi il motivo per cui ci mettiamo il microfono è esattamente questo. Io ringrazio il sindaco, ringrazio Antonio Moretto per l'accoglienza e per l'ospitalità, ringrazio Michele e Angelo per essere venuti e per aver portato la loro esperienza qui. E ringrazio anche Renzo, in questo caso come capogruppo in Consiglio regionale di Alleanza Verdi Sinistra. Da quando è subentrato in Consiglio regionale, per noi c'è stato un ponte diretto con Venezia e lui si è immediatamente fatto carico di portare avanti le istanze sul Vanoi e adesso le istanze sulla discarica di Ponte di Ronco. Per noi è importante avere contatti dentro le istituzioni, perché così riusciamo a far sentire la voce che per fortuna i cittadini sanno far mettere in campo. E su questo torno subito dopo. Quindi questo era il primo messaggio che volevo dare. Il secondo è di presentazione della lista, ma si presenteranno i candidati. Renzo, oltre che essere capogruppo attuale Consiglio regionale del Veneto, è anche capolista, come vedete, della nostra lista Alleanza Verdi Sinistra Belluno. Sapete che Alleanza Verdi Sinistra è fatta da due partiti, Europa Verde e Sinistra Italiana, e per cui dentro la lista abbiamo persone che fanno parte dei Verdi, persone che fanno parte di Sinistra Italiana e anche candidati indipendenti. Renzo l'abbiamo voluto come capolista proprio perché per Europa Verde ha portato avanti e si è fatto da tramite per queste battaglie. Gli altri tre candidati presenti, li vedete qua, si presentano loro, Enrico, Lucia e Rohan. Io vi porto il saluto invece di Yolanda da Deppo, che non è presente qui oggi, perché è un bel motivo. Ha scritto insieme a Daniela Perco ed un altro autore un libro sulla tempesta Vaia che ha ricevuto un premio dalla Fondazione dell'Omito UNESCO e che ritira oggi pomeriggio. E quindi questo è il motivo per cui non può essere con noi. Ecco, la terza cosa che voglio dire è che cosa potevamo fare come Alleanza Verdi Sinistra Belluno. Intanto, scrivere un programma che mettesse al centro le problematiche della montagna, alcune delle quali abbiamo sentito qui oggi, per portarlo dentro il programma della nostra coalizione a livello regionale. Noi ovviamente lottiamo per mandare i nostri rappresentanti in Consiglio regionale, ma che ce la facciamo direttamente o no? Siamo certi di sì, ma in ogni caso la cosa ancora più importante è quella di portare le nostre istanze e di farne discutere a Venezia. Perché purtroppo, quello che diceva Angelo alle volte è vero, siccome siamo pochi e siccome elettoralmente contiamo poco, spesso e volentieri ci si passa sopra la testa. E questa cosa non può continuare ad andare avanti. La montagna, bellunese, trentina nel vostro caso, ma la montagna fa la sua parte in termini di tenuta ecosistemica di un territorio intero. E purtroppo spesso ha pagato per questo, perché è stata sempre utilizzata come una riserva da depredare. Questo non può più succedere, quindi quello che noi abbiamo fatto intanto è mettere dentro queste cose dentro il programma e sapere che quando ci saranno i consiglieri a Venezia avremo un canale diretto per far sentire fortemente la nostra voce. Quarto, e chiudo su questo, il ringraziamento vero va ai comitati e anche il passaggio che hai detto tu, Renzo, no, dell'enciclica Laudato Si. Il tema del far sentire la voce. Per fortuna ci sono i cittadini e i comitati che la fanno sentire. Noi come partiti dentro le istituzioni possiamo metterci a disposizione per cercare di farla passare nei luoghi in alcuni dei luoghi in cui si prendono le decisioni. Questo è quello che possiamo fare noi, ma se non ci fossero i cittadini che si organizzano e sono sempre, attivi, questo messaggio rischierebbe di non passare. Serve? Certo che serve, perché in alcuni casi quelle che erano speculazioni annunciate sono state fermate.
e quindi serve farlo e serve continuare a farlo. Possiamo smettere di farlo appena ci dicono che la cosa è ferma? Certo che no. Perché oggi, se ascoltiamo la politica regionale del Veneto, vedevo l'altro giorno le candidature all'interno del consorzio di bonifica del Brenta, ci saranno le elezioni delle liste fra un mese e mezzo, no? Attualmente ci dicono no, è tutto fermo, però poi nel momento in cui è tutto fermo arrivano le trivelle sul Vanoi, no? E le cose sotto traccia vanno avanti lo stesso. La politica della centrodestra in Regione Veneto negli ultimi anni, sempre, ma in particolare negli ultimi anni, ha imparato un'arte, che è quella di dissimulare. Quando si accorgono che sta iniziando a diventare una battaglia pericolosa in termini di consenso, allora fanno finta di fare il passo indietro. Guardiamo la pista da bob di Cortina, no? Come esempio. Quante volte hanno detto che la volevano a tutti i costi e quante volte hanno detto che invece non erano mica loro che la volevano, perché sono i tecnici che devono decidere. Quando sembrava ormai che non sarebbe più stata fatta con i decisori politici, alcuni dei quali, tipo il presidente del CONI Malagò, che dice non la facciamo più, ci siamo in qualche modo tranquillizzati perché dicevamo ormai i tempi non ci sono, hanno dichiarato che non la fanno e invece cosa stanno facendo? Ecco, quindi non dobbiamo mai smettere di far sentire la voce nostra, neanche quando le battaglie che giustamente stiamo portando avanti ci sembra che stiano andando ad effetto, perché in quel momento lì rischiamo, come dire, un po' troppo. E quindi avanti sempre con le battaglie, per quello che possiamo noi ci siamo.